Qualcuno vi dice di ricordare, sono l'unico che ha rinunciato al vitalizio, sono stati circa 300.000 euro, non è bello a dirsi perché era un atto che aveva un valore etico, però molti mi hanno detto devi dirlo, la gente deve saperlo. Una volta curiosamente la signora ha detto ho sentito dire da Rai 3 e ora se è vero. Beh signora, dico, io l'avevo tenuto nascosto perché una scelta etica non va pubblicizzata, ma oggi lo diciamo, non sono là per la carega, sono là perché voglio portare avanti con forza quella che mi riconoscete, con quella determinazione che anche nelle mie apparizioni televisive penso di avervi trasmesso, un progetto grande nell'interesse di questo territorio, non contro qualcuno, ma per i veneti, per noi tutti, perché abbiamo diritto di tornare ad essere responsabili delle azioni e delle scelte che ci riguardano direttamente.